Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Ancora un terremoto nella sanità siciliana dalla Procura di Palermo, la richiesta di 12 arresti nell'ambito dell'inchiesta Sorella Sanità Bis al centro del sistema di corruzione tra pubblico e privato, il commercialista corleonese Antonino Maria Sciacchitano già posto ai domiciliari. 2 talpe per Cuffaro, oltre al tenente colonnello dei Carabinieri Palminteri, anche un funzionario di polizia gli avrebbe dato consigli. Per Vito Raso, lo storico collaboratore dell'ex governatore, voleva ricandidarsi. Capizzi si è fermata ieri per Giuseppe Di Dio, la commozione dell'intera comunità del Messinese per l'ultimo saluto al 16enne ucciso. 15enne abusata da fidanzato e costretta anche a rubare in casa dei genitori. Il 21enne di Scicli nel Ragusano è stato arrestato. Catania, il comune svela le linee guida del suo programma per la candidatura della città capitale italiana della cultura 2028. Calcio, il Catania domenica trova l'Altamura al Massimino. Jimenez torna a parlare sui social mentre il suo procuratore tratta con il Catania sul possibile rinnovo. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale parlandovi di un ennesimo terremoto nella sanità siciliana, perché dalla Procura di Palermo arriva la richiesta di 12 arresti, 8 in carcere e 4 ai domiciliari, nell'ambito di un'inchiesta che era già scoppiata a giugno scorso, e dunque sarebbe il secondo filone di Sorella Sanità Bis. Al centro del sistema di corruzione tra pubblico e privato c'è ancora una volta il commercialista corleonese Sciacchitano, ma sentiamo. Sanità siciliana ancora una volta sotto i riflettori della Procura di Palermo, che ha chiesto 12 arresti, 8 dei quali in carcere, 4 ai domiciliari e 3 interdittive per altrettante società, in un'indagine che ricostruisce un sistema di tangenti appalti pilotati tra aziende pubbliche e imprese private. Al centro delle indagini c'è ancora Antonino Maria Sciacchitano, 65 anni, il commercialista originario di Corleone, già posto ai domiciliari nel mese di giugno scorso nel primo filone dell'inchiesta Sorella Sanità Bis. Per lui arriva un'altra richiesta di detenzione in carcere. È considerato dagli investigatori l'organizzatore di una trama di corruzione attraverso il coinvolgimento di funzionari compiacenti, imprenditori ed altri intermediari. Richiesta di carcere anche per Catello Lello Cacace, 61 anni, imprenditore di Castellammare di Stabia, ritenuto il faccendiere del gruppo. Tra le richieste ai domiciliari con braccialetto elettronico anche la palermitana Alba Cristrotalo, 47 anni, responsabile unico del procedimento dell'Arnas Civico di Palermo. Le 3 società coinvolte, Servizi Ospedalieri, E-Medical e Pacifico SRL, rischiano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. Ed è un turbinio di notizie a 3 giorni dall'esplosione dello scandalo sugli appalti truccati in Sicilia. Secondo la Procura non c'era una sola talpa a informare Totò Cuffaro, ma ben 2. Sentiamo le ultime nel servizio. Non una, ma ben 2 talpe. Oltre al tenente colonnello dei Carabinieri Stefano Palminteri, anche un funzionario di polizia applicato ai servizi segreti avrebbe dato consigli all'ex governatore siciliano Totò Cuffaro. Si tratta di Filippo Paradiso, anche lui nominato nelle 246 pagine dell'istanza della Procura al GIP, nella quale si chiede di applicare gli arresti domiciliari a 18 fra politici e funzionari pubblici. Non solo talpe, ma anche politica. Vito Raso, storico collaboratore dell'ex presidente, parlando con terze persone racconta dell'intenzione di Cuffaro di ricandidarsi già nel 2027. Lui, Cuffaro, questa eventualità l'ha sempre negata in tutte le occasioni pubbliche. Intanto rinuncia all'incarico l'avvocato difensore proprio di Cuffaro, Claudio Gallina, una scelta di opportunità visto che anche lui è citato nell'ordinanza come organizzatore dell'appuntamento fra Cuffaro e il colonnello Palminteri. Si è poi autosospeso in queste ore il manager dell'Aspe di Siracusa, Alessandro Caltagirone, ribadisce di essere estraneo ai fatti ma fa un passo di lato anche per effetto delle pressioni politiche. Prende le distanze da tutti gli altri indagati invece Saverio Romano, con una nota dell'avvocato difensore Raffaele Bonsignore nella quale precisa che nei suoi confronti c'è soltanto un capo d'accusa e non l'intero sistema ricostruito dalla procura, e invita la stampa ad evitare voli pindarici.
Ed è durato circa 3 ore ieri il vertice di maggioranza a Palazzo dei Normanni con i segretari e capigruppo all'Ars dei partiti di centrodestra. Sono stati discussi i contenuti degli emendamenti da proporre alla manovra di stabilità nella prossima riunione in programma mercoledì sempre a Palazzo dei Normanni. Il centrodestra definirà infatti il pacchetto delle misure. Intanto il presidente Schifani nella serata di ieri sui social ha scritto: il mio impegno non si ferma, la Sicilia viene prima di tutto. E questa frase ha spazzato così via tutte le voci incontrollate della giornata appunto di ieri circa la sua decisione di fare un passo indietro per le ultime vicende. Questo naturalmente si diceva del suo ritorno anticipato da Bruxelles. Cambiamo argomento e andiamo a Capizzi. Ieri il silenzio, il dolore, i palloncini bianchi in volo, tutto per salutare l'ultimo viaggio di Peppe. Sentiamo. La bara bianca, tanti fiori, il silenzio di un paese, di una comunità, la melodia straziante della banda cittadina che accompagna il feretro, sin dentro la chiesa. Il santuario di San Giacomo gremito di persone. Capizzi si è fermata per l'ultimo saluto a Giuseppe Di Dio, il sedicenne ucciso scorso sabato da un colpo di pistola non destinata a lui. I funerali sono stati celebrati dal vescovo di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco, che durante l'omelia ha rivolto parole forti in particolare ai tantissimi giovani presenti nel santuario. Ha chiesto che la morte di Giuseppe non sia vana, un messaggio di dolore e di speranza ha attraversato la Chiesa. L'invito del vescovo è stato quello di trasformare il lutto in impegno, la rabbia in responsabilità collettiva. Le morti non sono tutti uguali, come non sono uguali i percorsi di vita, ma morire così giovani, senza un motivo, è assurdo. E poi abbiate la forza e il coraggio di dire no a proposte che promettono tutto ma vi tolgono tutto, impedendovi di essere felici. Non permettete a nessuno di rubarvi la gioia della vita. Questa, ha aggiunto, è una comunità smarrita che chiede sicurezza con azioni incisive. Quindi l'uscita della bara dalla chiesa. Un applauso e silenzio, tanto silenzio per una tragedia che ha scosso tutti. E adesso una storia terribile che vi raccontiamo. La storia arriva da Scicli, da Ragusano, è quella di una ragazzina di soli 15 anni che è stata costretta dal fidanzato di 21 a subire atti sessuali, maltrattamenti ed è stata convinta dal ragazzo a rubare nella casa dei genitori. Il 21enne è stato arrestato. Desiree Ferlito. Maltrattamenti, violenza sessuale, vessazioni e minacce. A subirli una ragazzina di 15 anni a Scicli, nel Ragusano. Il carnefice, il suo ex fidanzato di 21 anni, che avrebbe approfittato della vulnerabilità emotiva dell'adolescente per sottoporla a torture di ogni genere. Le indagini della squadra mobile sono partite dopo la denuncia fatta lo scorso settembre dai genitori della quindicenne, che si sarebbero accorti che qualcosa non andava. Dalle indagini è emerso che la ragazzina era stata costretta a subire le violenze dall'inizio della relazione sentimentale lo scorso maggio e che avrebbe taciuto per paura. Oltre a essere costretta a compiere atti sessuali, la ragazza è stata indotta a rubare denaro e oggetti preziosi ai genitori, consegnandoli al fidanzato, che approfittando della situazione avrebbe utilizzato indebitamente anche il bancomat di famiglia. Per questo motivo l'indagato è accusato, oltre che di violenza sessuale, maltrattamenti, anche di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Per l'orco sono scattati gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. A poche settimane dall'accoltellamento in sacrestia a Gela, il parroco della chiesa del Carmine, Don Nunzio Samà, è tornato a celebrare la messa. Prima della funzione, l'incontro e l'abbraccio con la zia dell'aggressore. Francesco, ha detto la donna, non è un mostro. Gerry Italia.
Nella chiesa del Carmine, Don Nunzio Samà è tornato all'altare per la prima messa dopo l'aggressione subita a fine ottobre. Il sacerdote, dimesso da pochi giorni dall'ospedale Vittorio Emanuele, era stato vittima di un accoltellamento mentre si trovava in sacrestia. A colpirlo era stato Francesco Acia, 26 anni, affetto da gravi disturbi psichici. Il giovane è attualmente detenuto in una REMS. Ieri Don Nunzio è tornato sull'altare. Sicuramente celebrerò con lo spirito di lode e di ringraziamento, no? Dire grazie al Signore e alla Vergine Maria che mi hanno custodito. Veramente possiamo dire che ho ricevuto un miracolo. Prima della funzione si è svolto un incontro tra il sacerdote e la zia del ragazzo, Concetta Acia. La donna ha chiesto perdono a nome della famiglia. La zia ha ricordato come il nipote avesse sospeso la terapia negli ultimi mesi con un peggioramento evidente delle sue condizioni. Francesco dice però non è un mostro. Dietro Francesco ci sono cose e storie molto lunghe alla quale lui ha avuto anche dei traumi infantili e questa reazione non so neanche io come spiegarla. Però posso dire che mio nipote non è un mostro. Concetta ha rivolto un appello alle istituzioni per maggiori interventi di assistenza e monitoraggio delle situazioni psichiatriche fragili. Non solo per Francesco, perché Francesco si è visto che ha fatto questo gesto, però ce ne sono tanti altri come Francesco. Un aiuto proprio alle istituzioni per questi ragazzi. Durante la messa Don Nunzio ha confermato il suo perdono e ha sostenuto l'appello della famiglia, chiedendo più attenzione verso chi soffre di disturbi mentali. La polizia di Monza ha eseguito il provvedimento di collocamento nel centro di permanenza e rimpatri nei confronti di uno straniero di 26 anni che lunedì aveva aggredito una giovane donna sul treno diretta ad Arcore. Il collegamento con la Sicilia c'è perché l'uomo con permesso di soggiorno scaduto di recente proprio a Palermo aveva minacciato con un coltello una ragazza all'interno di un bar, motivo per cui il questore di Palermo aveva emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio per 4 anni. E adesso andiamo a Siracusa, un condominio fantasma creato a tavolino per accedere illecitamente al Superbonus 110. È questo il fulcro della complessa truffa scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Siracusa, che oggi ha portato al sequestro preventivo di beni e crediti d'imposta per oltre 10 milioni di euro. Secondo quanto emerso dalle indagini, il raggiro è stato ideato dal rappresentante di una società di costruzioni siracusana con l'obiettivo di ottenere indebiti vantaggi fiscali, simulando la costituzione di un condominio che in realtà non è mai esistito. Tutto è partito dall'acquisto di un albergo in disuso di 5.000 metri quadrati situato nel capoluogo e rilevato per circa 1 milione di euro. L'edificio abbandonato è stato trasformato in un moderno complesso residenziale, i cui appartamenti sono stati già venduti, ma il tutto realizzati a spese dello Stato. E adesso alla protesta di migliaia di farmacisti che hanno incrociato le braccia ieri anche in Sicilia per lo sciopero nazionale, chiedono uno stipendio adeguato al costo della vita. Sentiamo. Dietro un bancone a dispensare consigli, servizi, vaccini, farmaci, telemedicina con uno stipendio medio di 1.600 euro per 40 ore la settimana, considerato inadeguato per il costo della vita e per la loro professione. Da Catania a Palermo è scattata anche in Sicilia l'agitazione dei farmacisti e delle farmacie private convenzionate con il servizio sanitario. Chiedono il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da anni e scaduto nel 2024. L'aumento del costo della vita negli ultimi 5 anni è stato spropositato e gli stipendi dei farmacisti sono sempre ridotti a quello che erano 5 anni fa. A Catania il concentramento in piazza San Domenico e corteo in via Androne per raggiungere la sede di Federfarma regionale. Nel catanese sono dislocate 300 farmacie con oltre 1.000 farmacisti che ci lavorano. Titolari, mi rivolgo a voi, la farmacia vostra un giorno cesserà di esistere se continuiamo così. Siamo considerati una categoria commerciale, pur avendo un camice, una laurea e 5-6 anni di studi, non siamo arrivati ad ottenere quello che è la nostra professione, la qualifica della nostra professione. Lo sciopero è indetto dalle federazioni di categoria Filcams CGL, Fisascat Cisle e Wiltux, dopo la rottura delle trattative con la parte datoriale Federfarma. Questo è quello che vi offre Federfarma come aumento di stipendio, per voi è irrisorio? Sicuramente uno stipendio troppo basso per le nostre valutazioni, la nostra dignità. È da 15 anni che siamo fermi con 2 rinnovi che sono stati soltanto di circa 50 euro lordi. Per Federfarma l'aumento di 360 euro mensili è una richiesta irrealistica.
Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo a Catania che si candida a Capitale della Cultura 2028. Siamo tornati in studio, il Comune di Catania svela le linee guida del suo programma per la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2028. Adelaide Barbagallo. Catania è il barocco, è l'Etna, è la grande letteratura, è la norma di Bellini, è un hub logistico di connessioni via terra, mare, aria, nel cuore del Mediterraneo. Catania ha tutte le potenzialità per candidarsi Capitale Italiana della Cultura 2028. Oltre un centinaio le realtà che hanno partecipato all'elaborazione del programma dal titolo Catania Continua. È una città che vuole coniugare le bellezze del passato che ci sono state donate da chi è venuto prima di noi con la nostra capacità di essere parti del futuro, con la nostra forte azione nel campo della tecnologia e dell'innovazione. Poi su cosa puntiamo? Puntiamo su un connubio, su una sintesi molto forte a Catania tra arte e scienza, arte e natura, arte e rigenerazione urbana, cioè non è la bellezza per la bellezza, la cultura per la cultura, ma la cultura per migliorare la città e essere cittadini e cittadine di Catania in questo momento. Il progetto invita a guardare in alto e in profondità, connettendo geografie urbane diverse, centrali e periferiche, in un unico disegno di rigenerazione. 81 anni decide di tornare all'università e Mario Puccia, medico in pensione di Modica, ve lo presentiamo nel servizio di Veronica Barbarino. In seconda fila, sguardo concentrato durante la lezione di anatomia umana. Tra studenti neodiplomati c'è lui, Mario Puccia, 81 anni, medico in pensione di Modica, tornato sui banchi universitari per studiare scienze motorie a Ragusa. Ha lavorato come meccanico e ha conseguito il diploma da geometra nel 1969, poi una laurea in medicina, specializzazione e master vari. Il lavoro, la pensione e lo scorso giugno il diploma all'Istituto Agrario. A settembre ha capito di non essere ancora stanco di studiare. Tanto per togliermi in giro, per non parlare della Juventus, per non parlare di politica. Tutti me l'hanno sconsigliato, ma cosa ci porta, ma cosa fa fare, ma non avere casembieccio. Ma sta scherzando, io non mi sento vecchio. L'università di oggi, tutta una sorpresa. Si parla di chimica ad alto livello, che ai miei tempi non si era fatta. Si parla di anatomia, ma fatta in una maniera così fatta bene, perché oggi si proiettano le slide, e sentire un po' che novità ci sono nella scienza medica è importantissimo. Continuare a imparare lo fa sentire vivo e in aula si fa notare. È uno stimolo per me in più per spromare reminiscenze passate in questo studente, diciamo, che veramente ci allieta le lezioni con domande di interesse anche di natura diagnostico, patologico. Un clima sereno quello tra Mario e i suoi compagni, che adesso si prepareranno alla prima sessione. Spero di trovarmi bene anche con i professori che avranno pietà di me quando farò gli esami. Ci fermiamo ancora, subito dopo il calcio. Siamo al calcio, il Catania domenica troverà l'Altamura al Massimino con Jimenez come alternativa in mediana, Pieraccini in difesa, sarà titolare Marco Carli. I social spiegano e raccontano, come sempre, i momenti e anche gli stati d'animo. Jimenez lo fa attraverso il suo profilo Instagram, il gruppo del Catania, con alcuni giocatori nei giorni di riposo a Madrid per vedere il Real, ma anche magari il momento personale da raccontare, forse non il migliore in campo per quanto riguarda Jimenez, ma con l'intenzione che lo sia. Al giocatore, lo sappiamo, è stato proposto un prolungamento contrattuale fino al 2028. Le due parti, il procuratore e il club, si parlano, i tifosi sperano e non solo loro. Lunetta, fra gli altri, mette una reazione inequivocabile, una firma, la testimonianza di un gruppo sano che Toscano ha modellato e che adesso attende l'Altamura. Di Jimenez abbiamo già detto da lunedì, con l'infortunio di Aloy diventa un'alternativa in mediana, anche se le opzioni primarie al momento restano sempre di Tacchi e Quaini. Caturano, dopo varie settimane di lavoro in gruppo, vuole giocarsi una maglia con Forte. Pieraccini, dopo la maxi squalifica di Gherardi, giocherà nella difesa 3 con Di Gennaro e Celli.
E rischia un'altra penalizzazione il Trapani, la società Granata deferita al Tribunale federale per non avere rispettato la scadenza del 16 ottobre per il pagamento di una parte degli stipendi, nonché quanto dovuto a INPS e IRPEF, deferiti contestualmente il presidente Antonini e 2 dipendenti della società. Sentiamo Franco Cammarasana. Rischia di dover scontare altri punti di penalizzazione il Trapani, oltre quella di 8 punti che sta scontando per irregolarità amministrative relative alla scorsa stagione. Il procuratore federale ha deferito infatti la società Granata al Tribunale federale per non aver provveduto entro la scadenza del 16 ottobre al pagamento di una parte degli stipendi, nonché al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF. Deferiti anche il presidente Valerio Antonini e i dipendenti Vito Giacalone e Andrea Oddo e il sindaco unico della società Salvatore Castiglione per aver effettuato il pagamento attraverso bonifici bancari e addebiti su conti correnti diversi dal conto corrente intestato al Trapani Calcio dedicato al pagamento di INPS e IRPEF e per altre irregolarità amministrative. Alla società Granata è stata contestata anche la recidiva, considerato che la scorsa primavera gli è stata comminata un'altra penalizzazione. Sulla questione la società ha comunicato di aver inviato alla Procura federale tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati ai giocatori e i versamenti di INPS e IRPEF. Non specifica però se ha rispettato la scadenza del 16 ottobre, cosa che le avrebbe evitato il deferimento. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 14 per la prossima edizione. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Emanuela Corsi. A tutti una buona giornata.